Buon pomeriggio, eccoci al nostro focus, l'approfondimento quotidiano che riserviamo appunto per dare maggiore risalto a delle questioni. Questione sulla quale torniamo, quella dei rifiuti in Sicilia. Questa volta la trattiamo da un altro punto di vista, non vi faremo vedere cumuli di spazzatura che purtroppo persistono ancora sulle nostre strade, ma parleremo di discariche, perché a Bellolampo, la discarica di Bellolampo, e dunque siamo nel versante occidentale della Sicilia, a Palermo si va verso il collasso, una vicenda che sembra quasi paradossale, legata anche a una costruzione di una settima vasca che pare che ancora non parta, e l'altro versante, dunque su quello orientale tra Motta Sant'Anastasia e Mister Bianco, la discarica gestita dall'Oikos. C'è stato invece da questo punto di vista una buona notizia, se possiamo definirla così, perché il Consiglio di Giustizia amministrativa appunto ha dichiarato l'illegittimità di quella che era l'autorizzazione per questa discarica, e dunque ha ammesso quello che era stato approvato nel 2019. Faccio un piccolo resoconto proprio dall'assessore allora all'energia, che aveva rilasciato l'AIA, che è l'autorizzazione integrata ambientale, che invece ora con il via libera del CGA si è scoperto essere viziato, e che quindi ha permesso anche la creazione di questa discarica che, lo ricordiamo, doveva essere all'inizio solo per inerti, ma poi di fatto è diventato invece una vera e propria discarica aperta a tutti i tipi di rifiuti. Io vorrei parlarne questo pomeriggio, sentendo anche le vostre chiamate, se avete delle segnalazioni da fare, ma intanto presento i miei ospiti. Siamo in attesa anche di avere il sindaco di Mister Bianco, che è uno dei due comuni interessati in prima linea in questa vicenda appunto dell'Oikos. Do il benvenuto e ringrazio a Marco e a Tommaso Castronovo di Lega Ambiente Sicilia. Grazie per essere con noi, buon pomeriggio. Grazie, ci aiuterà anche lei. So che fa parte Lega Ambiente anche di questo comitato non discarica, che in questi anni, lunghi anni, si è battuto perché appunto che non ci fosse nella prossimità degli abitati, perché stiamo parlando appunto di ben meno di 3 chilometri come prevede la legge, come si è battuto sempre il comitato, chiedendo che non ci fosse una discarica proprio in prossimità dei centri abitati. Io ho in collegamento telefonico, purtroppo non siamo riusciti a collegarci via Skype, però do il benvenuto anche a Danilo Festa, che appunto fa parte del comitato no discarica, e interpellerei proprio subito lei, Danilo. Cosa vuol dire questo pronunciamento, questa sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa? Sì, intanto grazie, buon pomeriggio a tutti. Per noi questo è una pietra miliare, insomma, una vittoria importantissima che sottolinea due aspetti che, diciamo, purtroppo siamo riusciti a far venire fuori, evidenziare solo tramite la giustizia amministrativa, che però ci riportiamo dietro da tanti e tanti anni di lotta. Il primo è che una discarica all'interno di una zona verde che noi vedevamo come parco è qualcosa che deturpa totalmente il territorio, il nostro ambiente, e questo, diciamo, è sottolineato dalla sentenza del CGA quando si parla di sforamento rispetto all'area autorizzata. Quindi questo impianto ha utilizzato circa 8.500 metri quadrati di terreno a verde, zona agricola, per sotterrare rifiuti, e quindi deturpamento totale del nostro territorio. L'altro aspetto invece riguarda la salubrità dell'ambiente, cioè ogni paese, ogni cittadino dovrebbe avere il sacrosanto diritto di vivere in un ambiente sano, e invece noi siamo stati costretti a vivere con una discarica che in linea d'aria dista poche centinaia di metri. Ecco, anche questa sottolineata dalla sentenza del CGA, visto che si fa riferimento a una normativa del 2012 regionale in cui si dice che questi tipi di impianto non possono stare a meno di 3 km di distanza dai centri abitati. Da noi sono poche centinaia di metri, quindi diciamo che abbiamo avuto conferma dalla giustizia amministrativa di due principi che diciamo moralmente, diciamo eticamente portavamo avanti da tanti anni e che riguardavano il nostro benessere, il benessere di cittadino, il benessere di essere umano, ecco,
il diritto di poter vivere in un ambiente certo, sano. assolutamente. Quanto in questi anni, lei è giovane, però c'è chi ha cominciato forse prima di lei, mi raccontava, anche rivolgendosi anche in Europa, insomma, chiedendo anche pareri e sollevando anche queste criticità già veramente da più di 15 anni, insomma, quanto anche la politica abbia così non si sia anche fatta promotrice, no, di questa discarica che di fatto poi non aveva ragion d'essere. Per fortuna insomma arriva questa sentenza, però quanti anni e quante battaglie avete fatto? Sì, diciamo che le abbiamo provate veramente tutte, infatti questa è la battaglia, la vittoria di chi non si è mai arreso, perché ci sono stati tanti momenti di sconforto, siamo stati spesso inascoltati, quindi queste cose ti portavano veramente a scoraggiarti. La tentazione di gettare la spugna è stata forte molte volte, però ce l'abbiamo fatta. Soprattutto abbiamo dimostrato, appunto, in relazione alla domanda che mi fa, quindi al rapporto con la politica, che due comunità non possono sacrificarsi in nome dell'inefficienza dal punto di vista governativo, dal punto di vista politico. Cioè il fatto di non aver mai fatto una programmazione concreta, reale, in materia di gestione dei rifiuti, di non aver mai superato la logica delle discariche, portava, ecco, a essere Motta e Mister Bianco come i due paesi che mettevano un attimino la foglia di fico davanti al problema. Quindi questa sentenza secondo me riporta anche la politica un po' alla realtà, principio di realtà. Quindi cosa fare adesso? Chiaramente adesso nell'emergenza è più difficile, però è necessario assolutamente riportarsi a livelli di standard europei in materia di gestione dei rifiuti. Quindi finora siamo stati Motta e Mister Bianco a patire tutto questo in nome dell'emergenza, adesso occorre che venga messa in piedi una programmazione concreta. Assolutamente, e infatti a questo proposito chiedo a Tommaso Castronovo, Legambiente è stata sempre anche, faceva parte del comitato, comunque solleva sempre questioni di inquinamento ambientale, perché è evidente che questo sistema, questa gestione delle discariche poi porta sempre a delle conseguenze. Proprio qualche giorno fa, 2 o 3 giorni fa, abbiamo celebrato la giornata mondiale dell'ambiente, e proprio anche questi sono fattori inquinanti, altamente inquinanti per il nostro pianeta. Sì, ma poi la stagione delle discariche è stata contrassegnata da abusi, oltre che illegittimità nell'autorizzazione, ma anche da abusi nel loro utilizzo. Per molti anni il trattamento meccanico biologico non era assolutamente utilizzato per gestire appunto i rifiuti indifferenziati che venivano conferiti in discarica. Poi abbiamo il caso, come dire, esemplare di Bello Lampo, dove su 3 linee del TMB 2 non sono funzionanti, eppure si continua ad abbancare nella quarta vasca un bel po' di rifiuti, con tutte le condizioni critiche ambientali che ne possono scaturire. Le discariche, così come sono state gestite nel passato, hanno creato e sono state più volte segnalate come situazioni di criticità ambientale molto alta. Addirittura l'ISPRA ha sentenziato parecchi anni fa su Bello Lampo, che era tra l'altro una bomba ecologica, uno dei 10 casi nazionali di criticità ambientale appunto segnalate dall'ISPRA. Ma così potremmo dire per altre discariche anche nella Sicilia orientale, quella di Lentini, dove appunto oltre alle questioni legate di carattere economico legate alla gestione delle discariche, poi ci sono state riscontrate anche illiceità ambientali con l'abbancamento di rifiuti non autorizzati. Insomma, speriamo che questa sentenza appunto del CGA sulla discarica dell'Oikos, oltre ad assegnare una pietra miliare, sia anche una pietra tombale su come sono state gestite fino adesso le discariche, che quelle che sono in previsione di essere autorizzate e come dire, realizzate nei prossimi anni abbiano appunto maggiori attenzioni verso come devono essere gestite, e soprattutto segnino, come dire, il passaggio verso la fine della stagione delle discariche, anche in linea con quanto previsto dalla direttiva europea, cioè che ormai appunto nelle discariche non dovrebbero andare più del 10% dei rifiuti prodotti nelle regioni,
appunto nelle regioni. Certo, noi diamo il benvenuto al sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, benvenuto. Dunque stavamo commentando la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa appunto sull'Oikos, sulla discarica che insomma è stata oggetto di tante lotte. Sentivamo anche alcuni del comitato non discarica. Insomma, sindaco, siamo a un punto importante, dovrebbe segnare anche un cambio di passo nella gestione appunto dei rifiuti, perché poi questo, cioè, è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Assolutamente sì, la sentenza chiaramente segna un punto fermo rispetto a quella che è la storia articolata e assai combattuta della questione di scariche e valanghe d'inverno. È chiaro che viene riconosciuto l'impegno, la dedizione, la coesione anche delle due comunità di Misterbianco, Motta, le due amministrazioni, ma certamente anche la grande coesione dei comitati no discarica che hanno pungolato continuamente insieme alle amministrazioni su questa tematica. È chiaro che però non ci si deve fermare qui, perché sulla questione di scariche noi come comune lo abbiamo già fatto qualche mese fa e lo stiamo continuando a dire su tutti i tavoli. Questo deve segnare un punto fermo. Condivido appunto quanto detto prima, la discarica deve essere marginale, deve essere l'ultima ratio della gestione dei rifiuti. In Sicilia non c'è un piano fluido, non c'è un piano organico rispetto a quella che è il ciclo dei rifiuti. I comuni provano e mettono tante energie, noi abbiamo fatto anche le nostre proposte a breve, a medio e lungo termine, perché poi è chiaro che il problema si pone, ma il problema va affrontato. E allora noi abbiamo detto inizialmente, bene, a breve termine sostenete i comuni, perché ad esempio il comune di Misterbianco, così come anche altri comuni che scaricano proprio lì a Lentini, pagano oltre 350 fino a picchi di 380 euro a tonnellata. Praticamente a novembre del 2021 addirittura si pagava 110 euro a tonnellata del rifiuto cosiddetto residuale secco, ma che per la gente purtroppo è l'indifferenziato. Allora intanto lì va fatto anche una battaglia di natura proprio culturale, continua, costante con i cittadini, e noi su questo ci stiamo impegnando, ma come anche altri sindaci. Quanto è il costo mensile, per esempio? Oggi costa mediamente 350-350 euro a tonnellata a Lentini. L'altra assoluta questione da affrontare è che non è possibile che ci siano comuni di serie A come di serie B, perché ci sono comuni che scaricano in Sicilia e in altre discariche e pagano poco più di 200 euro a tonnellata. Questo è un tema cruciale, anche perché si riversa tutto poi nel pagamento della Tari, che viene composta attraverso il PEF, e nel PEF vengono riversati i costi complessivi. Quindi ci sono comuni che in Sicilia pagano oltre 350 euro a tonnellata fino a 380 picchi. Io ho portato qui proprio i vari aumenti assolutamente spropositati che non possono assolutamente sostenere. A che cosa sono dovuti questi aumenti? Gli aumenti sono dovuti al trattamento poi del residuale secco che viene fatto fuori dalla Sicilia, proprio perché la Sicilia non ha questa impiantistica tale da poter consentire anche il trattamento del cosiddetto residuale secco, il sovvallo, il cosiddetto 19-12-12, che è il codice del sovvallo, per esempio, che andava anche lì, che io sappia, all'Oikos, che è praticamente la parte residuale quella che non si può riciclare. Allora poi alla fine questi rifiuti devono pure essere trattati. Allora abbiamo detto alla Regione, innanzitutto dateci i 45 milioni di euro promessi e dateceli in tempi brevi, perché noi siamo vincolati ai bilanci che scadono al 31 luglio di quest'anno e dobbiamo inserire nel costo della tariffa i costi chiaramente di quindi poi alla fine sono gli utenti. Il secondo problema, e l'abbiamo messo sul tavolo della Regione, ma parliamo a tutti i livelli e pungoliamo anche, se è il caso, i vari ministeri. Allora diciamo, le SRR vanno riformate una volta per tutte. Non c'è soltanto il problema delle discariche del rifiuto residuale secco o cosiddetto indifferenziato. Ci sono anche le questioni delle piattaforme in mano prevalentemente ai privati, che dall'oggi al domani chiudono e i comuni si trovano in difficoltà a scaricare la carta, il cartone, la plastica, che poi deve essere poi rendicontata. E allora anche qui il sistema delle SRR ad oggi non ha adempiuto al proprio ruolo statutario, e anche qui dobbiamo cambiare e modificare. Cosa sono le SRR? La società di regolamentazione dei rifiuti. Ecco, quindi insomma quello che poi si occupa di E poi terzo elemento, parliamoci chiaramente, alla fine molti rifiuti vengono trasportati fuori dalla Sicilia e vanno agli inceneritori. Allora in Sicilia l'inceneritore va fatto almeno uno,
e diciamolo chiaramente, cioè non dobbiamo avere il timore di farlo. Questa è una posizione, poi può essere condivisa o meno, e noi abbiamo portato queste tre questioni. L'altro è chiaro che noi lo dobbiamo fare. Aspetti un attimo, Sindaco, si fermi un momento. Perdonami un attimo, io volevo far vedere l'aumento spropositato. Qui siamo a novembre del 2021, il costo del conferimento in discarica 121 euro a tonnellata. Siamo ad oggi 380, 320, l'altro ieri arriva la fattura 340, 350 euro, decisa dalle discariche. Questi costi, quindi oltre il danno della discarica, la beffa, chi li paga? Li pagano i comuni e i cittadini. È difficile poi spiegare a un cittadino che lavora per la differenziazione dei rifiuti che come noi abbiamo raggiunto picchi più alti, finalmente siamo al fatidico 65%, ed è difficile spiegare al cittadino che arriva al 65%, caro cittadino ti premio e ti aumento la bolletta, e non dipende dalle amministrazioni. Quindi qui dobbiamo interpretare bene il sistema integrato. È un sistema fatto a pezzi e che non funziona, non ha fluidità, addirittura io so che ci sono camion che da Trapani scaricano poi a Catania, eccetera eccetera, quindi con inquinamento anche ambientale. La fermo un attimo, Sindaco, lei è un fiume in piena, e invece Tommaso Castronovo è questo sistema, soprattutto sulla questione inceneritore. Sì, no, la questione è innanzitutto partire dalla testa e non dalla coda. Innanzitutto bisogna fare bene la raccolta differenziata nei comuni. Il sindaco si accontenta del 65% e io mi sembra doveroso sottolineare che non è il 65% ormai di raccolta differenziata di cui dobbiamo parlare, ma siamo molto più lontani, perché l'obiettivo da raggiungere nei prossimi anni sarà il 65% di riciclo effettivo del materiale, per cui quello che al momento molti comuni raccolgono, in realtà la raccolgono non tanto bene, non offrono servizi puntuali ed efficaci, efficienti in molti comuni siciliani, e tanto da produrre quantità di sovvallo che poi appunto vanno a finire in discarica. Allora bisogna partire sicuramente dalla testa, e quindi da poter offrire ai cittadini che stanno e hanno risposto in questi anni in maniera puntuale e attenta alle innovazioni che sono state proposte dai comuni. Però bisogna fare un salto di qualità, quindi ampliare e implementare il servizio di raccolta con altri servizi, oltre porta a porta con altri servizi connessi, che sono i centri di comunale di raccolta, le isole ecologiche, i centri del riuso, la tariffa puntuale che premia soprattutto il cittadino che produce meno rifiuti indifferenziati, proprio quei rifiuti indifferenziati che oggi il comune di Motta Santa Anastasia o il comune di Misterbianco è costretto a portare in discarica a 350 euro a tonnellata. Allora, se noi riusciamo a ridurre di molto questa quantità di rifiuti indifferenziati, i cittadini pagheranno sempre di meno. Dopodiché, come dire, se riusciamo veramente a portare, ad aumentare la qualità del rifiuto, occorrono gli impianti a servizio del riciclo, quindi gli impianti per il compostaggio, per la biodigestione aerobica, quindi per il trattamento dell'organico e per la produzione di biometano, servono gli impianti di selezione per la carta, per il cartone, per la plastica, per il vetro, insomma tutti gli altri impianti per il RAI, per il trattamento delle terre di spazzamento. Insomma, c'è una grossa quantità e una grossa opportunità per la Sicilia. Tant'è vero, voglio sottolineare, che oggi tutto possiamo dire, ma non abbiamo più alibi per non riciclare, perché fortunatamente il PNR sta inondando la Sicilia di tanti finanziamenti. Oltre 500 milioni di euro sono previste per la Sicilia per realizzare questi impianti pubblici, oltre quelli privati che si stanno realizzando grazie all'imprenditoria privata. Però appunto i soldi ci sono. Occorre sicuramente un sistema di regolamentazione più adatto e adeguato alle esigenze. Occorre soprattutto che la Regione semplifichi le procedure autorizzative per realizzare questo tipo di impianti, non perda tempo dietro alla realizzazione di inceneritori che vedranno alla luce tra 10 anni, quando il problema probabilmente sarà già superato. Appunto, se rispondiamo tutti brillantemente a quei passaggi, a quei step necessari per arrivare al 65% minimo di riciclo, ma che potrebbe arrivare fino all'80% di riciclo, perché oggi fortunatamente quasi tutti gli oggetti e i rifiuti che vengono da noi prodotti hanno una destinazione da riciclare. Faccio sempre l'esempio del pannolino e del pannolone dei prodotti assorbenti, che noi ritenevamo fino a ieri assolutamente non un rifiuto da avere poco a casa e soprattutto da buttare in discarica.
Ora appunto ci sono le tecnologie che addirittura ci consentono da questo rifiuto, che costituisce quasi il 6% del complessivo dei rifiuti prodotti nella nostra regione, di essere addirittura riciclati, di avere una nuova vita per produrre cellulosa, per produrre... Certo, quindi le strade insomma ci sono, bisogna percorrerle. Sindaco, velocemente, intanto lei ha detto differenziare di più per pagare di meno tutti, questo da amministratore glielo chiedo, ma anche lei è componente dell'ANCI. Assolutamente. Quindi all'inizio del nostro appuntamento parlavamo anche di Bellolampo, un'altra ferita aperta, perché questa discarica veramente è un'altra bomba ecologica che insiste sul territorio siciliano. Insomma, come si esce poi da questo? Io chiaramente non tendiamo al 65%, quella è la soglia minima, l'ho detta, quindi è chiaro che puntiamo ad altro, l'abbiamo detto anche come obiettivo programmatico, l'abbiamo fissato, il comune era al 50%, è un comune di 50.000 abitanti dove si ereditano da amministratori anche errori progettuali, perché una gara va programmata, va progettata, va ovviamente orientata, va orientata a lungo termine e condivido ogni singola battuta sulla gestione complessiva del rifiuto. Noi dobbiamo differenziare tutto, quindi non dobbiamo buttare rifiuti in discarica, dobbiamo far capire alla gente che tutto è differenziabile, lo scarto che alla fine, se si fa una buona differenziazione, sarà il 5, il 6%. Noi purtroppo come comune da 50.000 abitanti addirittura conferiamo in discarica tonnellate quasi a 700 tonnellate al mese. Allora questo non va bene, perché tra l'altro quelle tonnellate sono rifiuto misto, non è un rifiuto residuale. Allora la partita culturale è proprio quella di trasferire ai cittadini l'idea che il rifiuto, cioè la socializzazione al rifiuto, il rifiuto va spacchettato, va differenziato, quindi l'unica strada percorribile, ed è chiaro che anche attraverso il PNRR, è quella di amplificare l'offerta della raccolta di rifiuti. Io vengo qui proprio da una delibera appena votata proprio oggi e stiamo innescando anche l'idea al cittadino dei nuovi macchinari che dove si getta la plastica ti danno il voucher e poi lo puoi spendere con economia circolare. Per esempio a Catania lo stiamo facendo anche noi proprio appena votato la delibera, domani ci sarà la manifestazione di interesse. Oppure questa amministrazione, ma come tutte le amministrazioni, devono ampliare l'offerta dei centri comunali di raccolta e noi fine mese prenderemo il secondo centro di comunali di raccolta. Questa è l'unica strada percorribile, la gente deve spacchettare il rifiuto, lo deve dividere, non c'è altra spiegazione, non c'è altra soluzione. Le discariche devono appartenere a un'idea vecchia e se deve essere si deve immaginare il conferimento in discariche chiaramente che abbiano tutti i requisiti previsti dalla norma. Deve essere l'idea marginale, il rifiuto va differenziato, quindi questa è l'unica strada da percorrere. Lo abbiamo ribadito tante volte in questi studi quando parliamo di rifiuti. Ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa, torniamo poi subito dopo. Eccoci in studio, veramente pochi minuti prima di chiudere. Un'ultima parola la volevo dare a Danilo Festa del Comitato Non Discarica, perché Danilo, credo che si cominci un percorso, tante gli input oggi che abbiamo sentito sia dal sindaco Corsaro sia anche dall'esponente di Lega Ambiente Castronovo. Cosa ci può dire? Che idea si è fatto lei? No, intanto saluto il sindaco Corsaro. Condivido pienamente la posizione, ecco, quello che dicevo all'inizio era proprio che questa sia l'occasione per superare la stagione delle discariche e iniziare a fare una programmazione seria. Lato comitato posso dire che la soglia di attenzione sul problema sarà sempre molto alta, anche perché ricordo che fino a qualche mese fa Oikos proponeva alla Regione un ulteriore ampliamento del sito, quindi va contro quello che abbiamo detto oggi, ecco, tutto, quindi non sto a ripetermi, però la soglia di attenzione quindi sarà molto alta e in più la nostra battaglia si sposterà ora sulla richiesta di bonifica del sito, sia su valanghe d'inverno che è la parte della discarica oggetto appunto di AIA, cioè l'AIA discussa proprio, che è l'autorizzazione integrata ambientale, discussa proprio dal Consiglio di Giustizia Amministrativa qualche mese fa, ma anche sulla parte relativa a TDT, dove è in corso attualmente alla Regione un tavolo tecnico in cui l'oggetto è possibile contaminazione del sito, quindi si parla anche di contaminazione del sito di TDT. Quindi è chiaro che su questo noi non molleremo di 1 centimetro, di 1 millimetro la presa e proveremo insieme, in concerto con le amministrazioni comunali, a rappresentare, ecco, le esigenze, i problemi dei cittadini che non chiedono altro che, ribadisco, vivere
in un paese, in un ambiente salubre, in un ambiente all'altezza di Europa, ecco, non dico di qualcosa di eccezionale, ma di Europa. Va bene, grazie. Quindi il vostro lavoro continuerà, come continuerà ovviamente il lavoro del nostro sindaco, che è abbastanza anche energico nelle sue battaglie, se possiamo definire così, insomma, anche perché e poi alla fine chi ne fa i conti sempre sono i cittadini, mi pare di capire. Grazie anche a Tommaso Castronovo di Lega Ambiente, continuate anche voi a essere sentinelle presenti e importanti anche perché ce n'è bisogno soprattutto nella tutela dell'ambiente. Grazie anche a chi ci ha ascoltato e buon pomeriggio, alla prossima.